Nel momento della corsa Tris Quartet Quintet della venerdì, un confronto alla pari per 12 sulla distanza del doppio chilometro. Questo è lo schieramento: 1 Vaomar, 2 Titanium Thor, 3 Zoello, 4 Raja KBD, 5 Victor Trio, 6 Raissa Sere, seconda linea 7 Veleno Stecca, 8 Una Bella Gar, 9 Tiletual, 10 Valkyria OP, 11 Vicky Laxmi, 12 Ultras Griff. Campo molto qualitativo, favori in chiusura per Raja KBD, Cesare Ferranti di Sediolo, 2,44, nettamente favorito. E in partenza proprio Raja KBD cerca di avvantaggiarsi nei confronti di Zoello, che però lo contiene. Zoello contiene perlomeno nei primi 100 metri Raja KBD, che insiste, mentre c'è stato l'errore di, ci sembra, Ultras Griff. Vediamo il passaggio: 13,9 per i primi 200 metri e rimane all'esterno Raja KBD. Zoello corre quindi al comando. Tommaso Gambino ha deciso di correre in testa, in seconda posizione Titanium Thor, mentre in terza ruota c'è già Vicky Laxmi che progredisce, e in coda a tutti c'è Ultras Griff, che ha avuto un'incertezza sulla piegata e ora va per varchi. Intanto 43,3 i primi 600 di gara, si viaggia su andatura veramente sostenuta. Vediamo il completamento del primo mezzo miglio, con al comando Zoello nei confronti di Raja KBD all'esterno, Titanium Thor, 800 metri iniziali che se ne vanno in 57,8, andatura veramente notevole considerando che siamo anche sui 2 chilometri. Vediamo percorsie esterne, sempre in terza ruota Vicky Laxmi, e quindi corsa durissima per l'allieva di Alessandro Gocciadoro, chilometro addirittura in 1,13. Passaggio davanti alle tribune, il secondo, con Raja KBD sempre protesa all'esterno di Zoello, mentre al largo è Victor Trio che tiene in terza Vicky Laxmi, che poi si toglie di mezzo. Nelle posizioni di coda vediamo anche Valkyria OP che inizia la sua progressione, viene però anticipata. Intanto al comando è passato Raja KBD a 600 dalla conclusione. A questo punto scatta Victor Trio insieme a Una Bella Gar. Victor Trio e Una Bella Gar a 400 dalla conclusione, in lotta. Poi cerca di intervenire anche Tiletual, che va in terza ruota. Tiletual sembra avere buone energie da mettere in campo al completamento della piegata, mentre Victor Trio è attaccato e superato da Una Bella Gara. C'è Tiletual però che passa in vantaggio. Tiletual a 100 dalla conclusione passa per dominare letteralmente la lotta per il secondo posto. Vede emergere all'interno il numero 7 Veleno Stecca, mentre al terzo dovrebbe essere Valkyria OP. Poi per il quarto e il quinto andremo a rivedere, arrivo molto serrato, 1:13,5 il ragguaglio finale per Tiletual, Roberto Andreghetti, Alessandro Raspante, che a quota di 6,19 vengono a vincere questa corsa Tris Quartet Quintet davvero molto complicata, in cui al secondo posto finisce Veleno Stecca, numero 7, uno degli outsider, al terzo il numero 10, poi 8,5. Questo l'ordine d'arrivo, perlomeno in termini ufficiosi. Aspettiamo naturalmente il giudizio della giuria, ma rivediamo intanto una retta d'arrivo davvero molto molto bella per Tiletual, che ritrova così la vittoria per conto di Alessandro Raspante. Roberto Andreghetti guida al meglio. Ordine d'arrivo quindi da ufficializzare, dovrebbe essere 9, 7, 10, 8, 5, ma aspettiamo ovviamente il responso della giuria.